Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il TG Plus Ciclismo. Parliamo questa volta di fuoristrada e ci guardiamo in maniera particolare la mountain bike, un argomento che non sempre trattiamo perché la gran parte delle nostre trasmissioni sono rivolte alla strada. Non sarà proprio così contento Walter Vendramin, che è presidente del Cube Crazy Victoria Bike di Vittorio Veneto. di Vittorio Veneto, Sì. ovvero una società storica nata negli anni 80 dedicata al mountain bike e che comunque si è creato uno spazio non indifferente. Allora Walter, come nasce questa società? Quando nasce e perché? Allora, nasce negli anni 80, come hai detto te, verso la fine, verso gli anni 90, un gruppo di amici che si trovavano le domeniche e si andava a fare le prime pedalate ecologiche. Non esistevano gare a quei tempi là ancora, era Ma appena arrivata la soprattutto, mountain bike. esatto, erano Solo e esclusivamente che si mountain chiamava bike. rampichino. I rampichini, sì, i famosi rampichini col manubrietto corto, adesso largo, vabbè, insomma, e un po' alla volta è nato poi, essendo vittoriese, l'interesse da parte della ditta Carnielli, che Sì. produceva allora qualche mountain bike, ma non era Sì, certo. però la Carnielli la Ecco, ricordiamo per la Graziella, Graziella. Chi bravissima. non l'ha avuta? Io l'ho avuta la Ecco, Graziella. abbiamo avuto un 3, 4, forse anche 5 anni, abbiamo cominciato a muoverci con un team, ci hanno messo a disposizione furgoni e ammiraglie e si andava in giro per l'Italia, ma in quei tempi là c'era poche gare, non come Poche adesso gare, che fai esatto. 3-4 gare settimanali, se si vuole, ecco. E un po' alla volta, con tutti amatori, poi siamo diventati master, e abbiamo cominciato verso il 2000, 2003 precisamente, a lavorare con i giovani, cominciare a prendere in squadra qualche ragazzino, dedicarsi un po' e poi gli anni sono volati via fino al contratto con la Torpado, siamo stati un paio d'anni, forse anche 3, e poi abbiamo deciso di fermarci a Vittorio Veneto trovando uno sponsor che fosse interessato per esclusivamente il Veramente la mountain fuoristrada. bike e fuoristrada. Ma mi interessa, Walter, questo particolare. Com'era negli anni 80, fine anni 80, la famosa mountain bike? Che evoluzione c'è stata? Beh, è stata un'evoluzione, prima di tutto non esisteva il carbonio, chi aveva già la bici in alluminio era già ricco, poi si trovavano dei componenti per alleggerirla un attimino e poi c'erano le famose, quelle di ferro, erano di metallo, Beh, in calcola pochi 14, credevano nelle mountain 14, bike. 15 kg. Ma ti dico sinceramente, sarà perché sono sempre stato un appassionato del fuoristrada, sebbene che pratico anche strada ancora adesso quando posso, però è un altro mondo quando sei in mezzo a un bosco, Alla su una natura. collina, non c'è il traffico, sai benissimo anche oggi come viaggiare per le strade è pericolosissimo e ti innamori anche se non vuoi, uno che ama la natura. Diciamo che un po' la svolta c'è stata anche grazie a Paola Pezzo, Beh, che sì, ringraziamo e che salutiamo se ci dovesse certo, vedere, lei e Paolo Rosola, anche brava, perché il figlio più piccolo, sì, Patrick Pezzo Rosola, ha forte, vinto i campionati italiani juniores di ciclocross, sì, è arrivato secondo al è campionato arrivato italiano su su strada, strada, sì, sì, insomma le doti ci sono. sì. Proprio con quelle Olimpiadi è cominciata ad aumentare la passione per il fuoristrada e per la mountain Ma bike. anche con Fontana Aurelio E con Aurelio stesso, sì, che al Fontana, sì. mondiale si è trovato l'ultimo giro senza Senza sella. sella con la famosa gara alla Sì, Garibaldina. sì, adesso vedi, c'è qualche talento, per esempio i fratelli Braidot, secondo me sono sempre stati sul O pezzo da Filippo tanti Fontana, il anni. nostro Filippo Sì, Fontana, che tante volte è che si venuto è qui a fatto trovarmi, male purtroppo. purtroppo, sì, speriamo si rimetta presto, perché era proprio in un momento che Sì, stava anche andando molto bene, un esatto, 7° posto in Coppa del Mondo, sai quanti se lo sognano? esatto. Sì, sì. Voi vi dedicate alle categorie giovanili, quindi Sì. giovanissimi, esordienti, fino a che categorie? Tutte arriviamo. Il Tutte, più vecchio tutte. sono io. Il più vecchio è il presidente, Però giustamente. ecco, naturalmente abbiamo circa una ventina di giovanissimi che anche loro ormai sono quasi come i grandi, nel senso che hanno gare quasi tutti i fine settimana. Anzi, premetto che siamo appena tornati, siamo stati al meeting di Viareggio, è stata
calcola 1200-1300 bambini, strada e naturalmente fuori strada. Ecco, poi abbiamo un gruppo molto numeroso tra esordienti e allievi, maschile e anche E anche femminile. femminile. Come fate a strappare gli atleti alla strada, al mondo della No, strada, e no, no, portarlo al no, fuoristrada, no, oppure non non sono si strappano, interscambiabili? non si strappano. Le dico sinceramente che di tanto in tanto qualche ragazzino esordiente o allievo che vuole provare la strada perché magari ha il compagno in classe, vedo che vanno, però era meglio forse che rimanessero. Non siamo gelosi Non dei siamo nostri gelosi. ragazzi, lasciamo pure che facciano le loro esperienze, perché bisogna provare di tutto nella vita per trovare Esatto. anche lo sport che ti aggrada di più. Ecco. Nella Cube Craze Victoria Bike Sì. esiste un piccolo Mathieu Van Der Poel, che insomma Mathieu Van Der Poel, ciclocross, Vabbè, strada, mountain bike. sarebbe un sogno. Dico sinceramente che appena vediamo che un ragazzino è talentuoso, cerchiamo, non dico di trovare noi perché viene chiamato, cerchiamo di piazzarlo su squadre magari non certo semplici come la nostra, ma di più attrezzate, che possono dargli un servizio anche a livello non solo di meccanica, di bici, quant'altro, di trasferte e tutti i costi vivi che ci Vivi vanno che ci dietro. sono, Sì. ovviamente. Pare, dicono, io non conosco così bene il mondo della mountain bike come lo puoi conoscere tu, che ci sia un po' di calo, un po' di flessione nel fuoristrada. Ma secondo me no. Se mi dici che c'è un calo di nascite, Beh, quello sì, certo. purtroppo. In Italia lo sappiamo tutti, si predilige il calcio. Fra qualche anno avremo tutti i tennisti. Sì, Sì, esatto. appena c'è uno sport che attrae, sai, i ragazzini vogliono provare. Si buttano in quello sport. Sì, e dopo uno deve piacergli quello che sta facendo. Noi non obblighiamo nessuno, cerchiamo di seguirli bene, allenarli bene, perché facciamo circa 3 allenamenti settimanali e dopo decideranno loro cosa vogliono fare. D'inverno fate anche ciclocross? C'ho qualche ragazzo che fa anche il cross, sì. Però vedi, o si fa una cosa o si fa l'altra, secondo la mia modesta opinione da vecchiaccio. Nel senso che i ragazzi che fanno già una stagione di mountain bike con 25-28 gare e poi fanno altre 14-15 gare per periodo invernale, Sì. cosa succede? Che ti arrivano a marzo-aprile vanno come gli sono aerei stanchi. e da maggio in poi sono finiti. Ma ci sono anche atleti che fanno mountain bike, ciclocross Sì, e anche sì. strada? Sì, sì, c'è Cioè chi proprio fa. la multidisciplina nel senso completo. Deve essere così, come ti dicevo prima, c'è quelli che vogliono provare a Che fare cosa questo. fate per attirare atleti nella vostra società? Guarda, assolutamente niente, Niente, nel senso arrivano che, da soli. brava, no, sì, perché siamo anche in una zona che si presta, Sì, capisci, anche a fare il mountain bike, i percorsi che abbiamo nel Vittoriese. E non facciamo niente perché è un passaparola tra i ragazzini a scuola, capisci? Noi facciamo un po' di volantinaggio, facciamo dei corsi specifici, però dopo se uno gli piace la bici, arriva. pedala lo stesso. Arriva. Prossimi appuntamenti? Ecco, noi seguiamo la Veneto Cup come tutte le gare con tutta la squadra e partecipiamo al Trofeo Serenissima durante il periodo fino a ottobre. Perfetto. Sì. Bene, insomma, grazie Di a Walter niente. Vendramin, Di niente. presidente del Cube Craze Victoria Bike di mountain bike, e arrivederci al prossimo appuntamento.